Perché ho saputo che lei praticamente alcuni giorni fa è stata a Favignana Io per lavoro, giusto? sì, ci vado sempre da tanti anni per lavorare e per ricevere da lei, capita sempre che la sera si è insieme a così in compagnia. Allora come io sempre di eredità, mia madre, io, Rega Matenna, ha avuto chissà che cose, come si chiamano? Quando uno ha tipo ha fatto, che si fanno fatture, che si spiriti, come sono? Spiriti vengono chiamati che quando uno c'è uno malato fa ripigliare. Maghi? Tipo maghi, tipo maghi. fattucchiere praticamente. Fattucchiera, chi si è fattucchiera. Il momento in cui signor Alberto mi trovavo nella famiglia, chi staccavi a pure spiriti, chi si è spiriti fattucchiera puro. Sì, sì. E io fattucchiera, io da fattucchiera, Esatto. era molto fattucchiere, mi si è segnato fuori 3 giorni. E io ci sono tu con mio anche poi. E da me si dice, proviamo, se stiamo vicino picciotte, signor Alberto, come io mi assetto vicino di chissà, ma va a chiedere, pigliami penno tutti i senigli, e caro in terra a fare così. Ida era tascollata, signor Certo. Alberto, era tascollata. Come Ida si cala, capito, perché se fuori 3 giorni si cala, un modo che si calao, io vitte pennuliare di Chiamiamole mammelle. chi si mammelle, come da si cala la cappo e ci si vita mia, mi resta vita, il vero spirito del caso. Ma va che... E che è successo? Praticamente si è ribellato tutto il bar? Sì, no, poi, Eravate al bar praticamente? poi io mi rianimai tutto, Ida si rianimava perché da soravo tutta bagnata, Ida ci si chiama. Sì. Dice, i spiriti che hai, io dice, surai tutta perché queste cose fanno poi una vibrazione. Certo. E a me la vibrazione che portavo Ida, io mi steneggiai in terra. Certo. E lei è vibrata pure lei? Sì, Ida vibrava e io pure, tutto vibriamo. Ida come usava per calare perché ci passa... Eravate in vibrazione? Sì, tutte- vibrazioni, Ida, come io feci così, e Ida subito che avevo 8 pettole fuori, Ida ci viene la confusione, e mi cominciò a dire, che ha visto, mi dico mio, che ha visto? E io come visto dirà bene, dirà spirito che pinnuliare. Ma chi l'accappava, che sta vita mia, rianimai tutto. Cioè, logicamente lei si è sentito meglio. Sì, perché nei miei rianimai come Ida di spiriti ci c'erano tutte. Lei automaticamente si è sentito meglio. L'importante è questo. No, ora sai io bene comunque. Si è ripreso praticamente. Quel purato non è tanto più niente, alle bettai un po' di Esatto. sarina. Va bene, signor Domenico. Io ringrazio sempre le vostre gentilezze, noi ringraziamo signor Alberto, ringraziamo tale 8 che ci viene a ascoltare e noi siamo sempre a disposizione del signor Alberto e che i cittadini se ci piacciono accendono la televisione, se non Va ci bene. piacciono... Facciamo un saluto per Stranamuro Siciliano? Sì. Ok. Ciao amici. Ciao amici, siamo il signor Alberto e io mi dico che hai sempre problemi. Questo giardino incantato. Buongiorno. Buongiorno signor Alberto. Ascolti, ma che problema c'ha? Io ho Ma saputo no, che ha problemi, io non ce n'ho, sono con mio marito, ho trovato questo Ah, bello questo è marito. suo marito? Sì, mio marito. Come si chiama suo marito? Shanghai. Shanghai. E lei come si chiama? Io domenica. Domenica. Sì, domenica. Mattino o pomeriggio? Domenica mattina e domenica pomeriggio. Dipende. E mi sono sparato con Shanghai. Che c'aveva il mutande lo picceriddo, che appimo. Esatto. Appimo sto picceriddo. Ho capito. Che ho picceriddo su video, una fotografia è bello. Ho capito. E Va si bene. chiama Iachino picceriddo. Iachino. Iachino. Va bene, ascolti, praticamente qual è il suo problema? Che cosa che deve fare lei ora qui al giardino incantato? Io mi a trovare un grande amico mio Sì? che era un matrimonio nostro Sì, e un matrimonio nostro fu fatto a Shanghai. a Shanghai. A Shanghai, i 2 bedroom, vedi che bedroom, baciamoli, No, domani. Perché? Baciamoli, amore. Va bene, e allora dobbiamo andare a trovare questo amico suo. Sì, Come questo si chiama amico questo amico suo? Amico mio si chiama, come si chiama? Mago, che è un mago? Mago Melluzzo. Mago Merluzzo. Melluzzo. Sì. E mi disse che sa per travagliare veramente alla grande. Come mai lei ha bisogno di questo mago Merluzzo? Perché Qual è stato il problema Il praticamente? problema mio è che io a Santa Margherita Sì, a cattare figurine sì. e Lei è suo marito? io e mio marito, questo marito, che si bello marito, basamone amore, Domani, dai. perché domani, dai. Vabbè, allora ci racconti cosa è Perché successo mi a fai- Santa Margherita? mi si deve a cattare figurine Sì, e io mi fece attuppare e io cerco Cioè? mago
mi fece attuppare. Ma come è successo? Come è successo? Perché ne mangiavo, mi ha detto troppo assai figurini. Ho capito. È un modo che mi fece attuppare, io non c'ha fame marito. Esatto. Perché giustamente ci vuole Cioè, ci potenza. vuole una potenza, io ormai la verità. E non ce la fa. E chiamai un mago, dice che è bravo a ristoppare queste il sedere cose. praticamente. Il sedere. Sì. Il sedere. E ora, Mago Melluzzo, Mago Melluzzo, Mago Melluzzo, dove sei? Che parlo? Chi sei? Mago, vieni. Sei? Io sono Comuris. Chi sei? Chi sei? Chi sono io? Biancaneve sono. Ah sì, allora senti Biancaneve, tra poco vengo. Vieni Mago Melluzzo. Sto mettendo per ristoppare a mia, per ristoppare a mia. Ho capito. Il mago Merluzzo praticamente la dovrebbe liberare, si Me può la va a dire. liberare perché sono bloccata sono. Ho capito. Bloccata sono. Va bene. Ma questo mago Merluzzo lo conosceremo noi? Sì, ma è un mago che ha passato che travaglia e ha fatto ristoppare a tutti. Ho capito. Mago! Mago! Portalo qua, dammi un po'. Dove appuntare? Dai. Offeso Ecalo. Chi è che mi chiama? Mago! Chi sei? Io! Cadena spazio. Chi sei? Biancaneve. Biancaneve sono. Ah, Biancaneve, quanto tempo che non ci vediamo. Io sognai un problema, Mago tu? Melluzzo. Dimmi, Biancaneve, dimmi. Venni a Santa Margherita, mangiai figurini assai e attuppai. Figlia mia, Mio marito Gipotti, figlia mia. e Gipottino mio marito, Vrema e te- chiamavo Mago. Mago, Figlia mi ristoppi, hai problemi, tutto in E decenale. io che mago sono? Maronna mia. Tra poco ti darò una bella supposta, perché tu sei sempre una principessa per me. Grazie Mago Melluzzo. Madonna, Tuo marito com'è? mio marito più di calave. No, sta pure male? Sì, una allora, per mio marito. Queste sono due supposte, una per te e una per tuo E già marito. pronta per servizio? Sì, pronto. Questa... Ma scusare, dove la si teghetta mette? ce l'ha a lavare. Lo sai? Perché sarà stata teghetta da ringa Lo sai dove si mette? Dove ti guadagni il pane? nel 23. No, dove ti guadagni il pane? Dove guarda il mio pane? I numeri non lo so, i numeri. Ha un nave numero. Numero non ce n'è, tieni. Una e due. Ed una per mio marito. Sì, là ce n'è una e c'era una che sa mancia. Cosa la mangia? Tuo marito. Dai. È un mio marito. Dai. Marito mio. Quindi sta Se mio. sbagliato tuo marito. Allora, Vieni qua, vieni qua. Mio marito, vieni qua. allora Non lo vieni, mio senti marito. qui. Dato che ti sei sposata da poco, tieni. Grazie. Grazie. Questo è il regalo che mi ha fatto mio marito. Ah, questo è tuo marito. Se banana sa piglia io e la collana mi piglio io. Di che è quel cecco? Prendi, Mio marito. prendi il cecco. Tieni. Ti faccio... Non ti muovere, non ti muovere. Tu puoi vendere anche nelle spiagge, perché c'è un viso, diciamo... Bellissimo. Sì. Vieni qui, figliolo. Grazie. Questo è il regalo che ti faccio io. Grazie Va amore. bene? Grazie Mago. Mago Melluzzo. Merluzzo, Mago Merluzzo. Mago Melluzzo. Sì. E... hai da fumare? Dimmi. Dimmi, hai da fumare guidando? Io ho voglia di fumare. Deve fumare? Sì, perché sono una fumatore e fumo di sotto e di sopra. Ho capito, vieni qua, non ti muovere. Non ti muovere, non ti muovere. Ma che sta facendo, Mago? Niente, vieni qua, C'è vieni la qua. sassa vicino a mia. Vieni qua, figliolo. Ma te mia, mi infila. non Con ave- l'orecchio mi infila. No, non aver paura. Ma te mia, ricca mi ne fa nascere. Pure dell'orecchio mi fece nascere, rimucca, il naso,
di tutti i bagni mi fanno questo mago, è un mago veramente spettacolare. Di Canarozze pure no, maronna mia, Bernasino. di no su. Apri la bocca. Vai diretto. Diretto. Vieni qua. Sì, sì, sì. Già incominciamo a fare mezza, come si chiama? Grazie, ma come Luzzo, sto io respirando acciaria. Altra aria? È Ma che un'acciaria. c'hai qua? E Ma tu pure qua? questo è Prato del divertimento. Questo è il prato del divertimento. Prato del divertimento. Come è cambiato il mondo? Io vengo da Marco. un'altra dimensione. Certo. Marco, È c'è tutto- mia sorella che è precisa a Camera dei Deputati a Roma. Precisa, A te, la famiglia a te. che assomiglia a mia. Lei va a pensare. Come si chiama? Ah, Maria Luisa. Maria Luisa. E lei deve pensare che fra la Camera dei Deputati a Roma, Palazzo Montecitoria e mia sorella non cambia niente. E dice, perché non cambia niente? Perché non cambia niente? Perché non cambia niente? Perché è preciso Palazzo Montecitoria e mia sorella sono ugualissime. Perché Palazzo Montecitoria è Ciave, Ciave Parlamento, Senato e Camera dei Deputati. Ho capito. E lei Hai una sorella proprio squisita. squisita, che ma è precisa, è bellissima. Ok. Pallassi, Se la puoi fumare? Pallassi. Fammi accendere. Mi fa accendere? Sì. Anche qua. Pronto? Poi è venuto a casa? ma come fai a margherita? Sì. Ma così lei è mago forte. Le mie dita sono magiche, figliola. Biancaneve. Mi deve Pallassi. fare a tua sorella, come si chiama? Mia sorella, mi vai? Ah, Camilla. Salutami a tua sorella. Chissà che è uguale a Palazzo Montecitoria? Sì, sì. Sì. Ti dice, un mago ti saluta. Va bene. Io vado perché il mio tempo è scaduto. Va bene, signor Mago, grazie per averci illuminato. Bene, lo voglio sempre bene e ci raccomando sempre quando hai bisogno vengo sempre perché io a Santa Margherita ci vado spesso e vieno spesso a Santa Margherita a tuppo facilmente. Va bene. Bene, amici telespettatori, abbiamo visto, come si chiama? Domenica Mattina o pomeriggio? Domenica di pomeriggio è meglio perché la mattina aggiorno sempre un po' spazzata. Va bene, va bene. Grazie Signora signor Ma- Domenica. Grazie. Ok. Io le voglio bene, ci raccomando, stimolata a banana. Esatto. E ho fatto la banana, cioè, dire una cosa. Sì, mi dica. Ci devo dire una cosa, che mi è successo un caso. Sono amico di un dottore. Sì? Arrivavo, signore miei, che c'è un convento di monache vicino casa mia. Sì? Arrivavo a Madre Superiore a avere dolori sotto a rimbazzire. Addirittura. Dolori sotto a rimbazzire. La madre superiore del convento. Sì, di che siamo al convento. Arriva e mi compare, che sono dottore. Sì? Ci si dice, dottore, c'hai una bruciura e un dolore qua sotto a rimbazzire. Sotto dove? Al basso ventre? Il basso nella Camera dei Deputati. Ho capito. Allora, dottore Cissi, ci dobbiamo controllarla. Controlla a chissà mia sorella, Sì. che sarebbe do convento. Sì? Un modo che controllavo, Cissi dice, sorella, stava a mettere a barella chi ammina all'aria. Sì? Va per controllare, ma va a chiedere. E ci dice un mio niente. Dice, per dire che va a fare questa sorella? Dice, stava a rapire a impilare qualcosa, un strumento, che tu, come l'hai chiamato, che tu che impilano? Quando per dire so che c'è all'interno. Il giroscopio? Un giroscopio, questo, un giroscopio. C'è un velao. E mi compare il dottore, mette tutte le etichette pubblicitarie da ringia. Cioè? Ci dice, madre superiore, dice, quando ci invia le banane, le etichette ce la va a levare. Bella questa. Con tutte le etichette, dice, poi da ridere si vede un mondo pubblicitario da ridere, Certo. da cichita. Poi è pubblicità occulta. Sì, chi sa occulta. Occulta. Va bene, signor. Ok. Signora Domenica, ci ha fatto piacere molto conoscerla. E Ok. io ringrazio tutti gli spettatori che ci ascoltano perché siamo
proprio veramente di farci ascoltare. È Ok, vero? verissimo. Signore, io Vabbè. ringrazio prima di tutto ringrazio al signor Alberto. Alberto da Trapani e provincia e poi ringrazio a tutti Teleotto. gli spettatori e Teleotto. Grazie mille. Collaborante il mago Melluzzo. Grazie, una buona serata e un buon ascolto. Grazie. Ok, ciao amici. A dopo. Oh yeah.